Siamo a Vicenza in un parcheggio che costa una ladrata per i camper, 10 euro solo per fermare un attimo il tuo camper, ma credo che ci sia una doppia ladrata, perché quando trovi 200 cartelli parcheggio non custodito, e a orecchie per intendere intenda che altri va in campeggio, insomma. Guarda il camperino della Mercedes, che carino, vedi tu? Che bello, adesso ti fai i furgoni o i camion di Geati, questo qua, guarda che bello. Con le finestre antifurto, hai capito? È perfetto per la Spagna questo, che non ti entrano dentro mentre dormi. Il mio mezzo che vorrei camperizzato, quello, e lo lascia lungo 8 metri. Deve essere una città molto sicura Vicenza, su qualsiasi parcheggio, anche questi qua a bordo strada, ben evidenziato non custodito. C'è un giramondo che dentro un sacco c'ha un disco rotto, 3 matite e un cane va sotto, e non gli importa se la gente lo deride quando passa la stessa gente che poi gioca all'otto. Non guarda in giro, non sente il mondo, con 3 matite ha colorato tutto un suo mondo, e per parlare con qualcuno c'è il bassotto, per ascoltare c'è il disco rotto. Sì, me l'ho dimenticato di dirlo, siamo a Vicenza e oggi andremo a scoprire le tipiche ricette coi gatti. No, dai, che scherzo. Guarda, il combattimento. Aspetta, siccome ho Giacomo che parla sempre sotto, a este sta con fiade musichetta. Tanto dita fra miei titi, non ti interessa della basilica palladiana, eccetera. Gigugin, perché il mio cuore adesso batte un tempo. Swing, gigugin, e in testa suona un campanello a festa. Ding, ding, se non vedo non ci credo come San Tommaso, perché l'amore a me m'ha sempre preso per il naso. Così... Memo, so che non ti interessa. Nel 500 Vicenza era famosa per le officine orafe. Ti te mi dirà se è un'officina orafa questa qua? No, non è un'officina orafa. Quella era la loggia del capitaniato. Questo è il campanile della Basilica Palladiana, ma quasi quasi te li metto a musichetta, da sparto via leggero e via. Che mi suoni meglio del suo nome. Una canzone è dura missione, rispetto alla sua voce le note suonano vuote senza passione. Ma Gigugin, bella Gigugin, la cantava il nonno all'osteria. Non so la melodia, ma è una parola che mette allegria. Lascia una scia di magia, quindi chiamo lei la mia. Gigugin, perché il mio cuore adesso batte un tempo. Swing, gigugin, e in testa suona un campanello a festa. Ding, ding, gigugin, perché il mio cuore adesso batte un tempo. Swing, gigugin, e in testa suona un campanello a festa. Ding, ding, gigugin, ti porterei ogni sera a cena da Chez Maxine e al drive-in in limousine. Come John Lennon farei un bedin, Gigugin, come Dean Martin, Gingo Gingolin. Dezza amore, conto le ore che ci dividono. T'ho appena visto ma non resisto e ti telefono, e dopo 2 minuti che ho messo giù richiami tu, frasi che scottano, i desideri piroettano. Diventa un bambino. Infatti allora lo ritenevo le scorregge, che caro. Adesso qua sempre a drill. Secondo me è alto. Dimmi bel pampino. Si terminerà. Quindi Hai paura? Sì. Della morte? Vediamo se... Come un caccia militare. Un caccia militare. Il coniglio. Ah no, mi sembra che si sta avvicinando normalmente. Cazzo è il caccia militare. L'ha puntato. Eh sì, l'ha puntato, sì. Sta caricando i nervi per l'innervosimento. Lui va via. Ha capito, Non vuole l'affetto? ha capito che vuole distruggerlo di porco. No. No, forse sì. Quello forse è rotto. Ah no, funziona. Un po' sustego, vedi. Sì, è tanto sul Uccio. Non è un equilibrista. Quello che stai vedendo è Parco Querini, a parte che ti avevo fatto vedere prima, è il parco dove ci sono i conigli, hai capito? Ci sono anche le tartarughe, dopo vediamo se le troviamo. Quindi sei bambini, sai che è un'esperienza simpatica, insomma, ecco. Sì, ma è veramente pieno. E che è anche una roba quasi intelligente, perché sono una simpatica attrattiva, non scappano dal parco, quindi non creano pericoli per la strada, a parte che pericolo vuoi che crei un coniglio. E te ti intagliata l'erba?
un cunicchio che scappa, un cunicchio. Sì, ma veramente sono cibo sti conigli, perché con quella velocità là, cioè... Sta facendo la pipì in corsa. Qualsiasi predatore se lo pinza. Guarda qua, quanti occhi che c'è anche il coniglio veneto, dove che ho visto? Guarda il coniglio veneto, tinto. Guarda qua, vedi tu? Il coniglio veneto, che sarebbe nutria. Che le papere, guarda quante papere. Ok, si sono riprodotti di brutto, cioè, trovi veramente decine di conigli ovunque. Proprio una tappa simpatica, mi raccomando, ricordatela, segnatela, Parco Querini, magari col sole. La nutria è pesissima. Dai, sì, è un po' sustega. Io volevo andare a trovare la nutria, però. Guardati, è vicino, devo fare con un challenge. Che bella. Ciao nutria. Hai visto? Sì. Una specie di castoro. I castori sono nati dalle nutrie. Cioè, praticamente le nutrie una volta erano un sacco. Siccome non c'era più spazio in una tana, praticamente tutte quante si schiacciavano la coda. Un giorno uno è morto sopra la coda di un altro, l'altro non è riuscito a liberarsi. Dopo Cioè, sicuro 10 che sia. giorni è riuscito a liberarsi e aveva tutta la coda schiacciata. E da lì è nato il castoro. No, vabbè, però da domani metto in vendita i disegni di Giacomo e Ciaposchei. Guarda che razza è condomini da Schei, altro che qui da Sannona. Adesso, vabbè, non per dare sempre vita ai luoghi comuni, ma le un odore di schie fritte che mette a fa basta, perché si sa che uno dei piatti tipici di polenta non è il gatto, ma è polenta e schie. Tipici di polenta. Tipo È uno dei Barcellona con la piatti Gangia. tipici di polenta. De Vicenza. Va bene, dai ragazzi, noi ti salutiamo, abbiamo fatto una sosta veloce e basta. Consigliata Vicenza sì o no per una sosta senza ombra di dubbio. Andarsi appositamente per visitare la città, io direi di no. Ah no, aspetta, siamo su YouTube, dopo mi lincia, tutto benissimo. La vita, e la vita le bella, e basta avere l'ombrella, e ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita è strana, e basta una sottana, che ti monti la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, che è costretto a saltare la finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ogni tanto noi scegliamo una pizzeria a caso e un paese a caso, ecco così, e va bene così.